Buongiorno a tutti, dalla Camera di Commercio di Pordenone Udine, sono Barbara Nicoletti e vi do il benvenuto al primo webinar del progetto Fondo di Perequazione 2019-2020 di Union Camere, che prevede la presentazione di 2 report di analisi economico-territoriali. Oggi presenteremo il primo, mentre il secondo report lo presenteremo nel mese di settembre con i dati sull'andamento del turismo estivo. Porto i saluti della dottoressa Maria Lucia Pilutti, segretario generale della Camera di Commercio Pordenone Udine, che oggi non può essere presente qui con noi. Il progetto è condiviso anche con la Camera di Commercio della Venezia Giulia e in collaborazione con ISNART, Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, la società del sistema camerale che affianca il comparto turistico italiano. Oggi verrà illustrato il report analisi turistico-territoriale che si avvale degli indicatori di sintesi delle piattaforme turismo, big data e mappa delle opportunità gestite da ISNART. A breve si collegherà anche la dottoressa Flavia Coccia, coordinatore dei progetti di ISNART. Vi informo già da adesso che per le domande potete usare la chat e a seguire i relatori risponderanno alle vostre domande. Inizio presentandovi i relatori di oggi. Alla mia sinistra vi presento Paola Schneider, presidente regionale di Federalberghi, e alla mia destra la dottoressa Elisa Qualizza, ufficio statistica della Camera di Commercio Pordenone Udine. Mentre in collegamento abbiamo il dottor Bruno Bertero, direttore marketing di Promo Turismo Friuli Venezia Giulia, e la dottoressa Patrizia Andolfatto, direttore Aries Camera di Commercio della Venezia Giulia. Passo quindi subito la parola alla dottoressa Paola Schneider per l'apertura dei lavori. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Io vi porto i saluti del Presidente della Camera di Commercio di Udine e Pordenone, il dottor Capozzo, e del Presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia, il dottor Pauletti, che purtroppo oggi non possono essere presenti. Oggi in questo webinar, come si diceva, verrà illustrato il primo rapporto di analisi economico-territoriale del Friuli Venezia Giulia, realizzato proprio dalle 2 Camere di Commercio e che rientra nel progetto specializzazione dell'osservazione economica per stare vicino alle imprese e ai territori, proprio con un approfondimento sui fenomeni turistici per supportare le imprese. Saper leggere e interpretare il turismo attraverso i dati che vengono lasciati dai flussi turistici su un territorio è molto importante per poter elaborare nuove future strategie oppure aggiustare il tiro su quella esistente. Le prime località su cui si è sperimentata questa nuova modalità di lettura sono le Dolomiti Friulane e Grado, di cui parleranno in modo approfondito i relatori che seguiranno. Ci sarà anche una parte di analisi del sentiment, sempre elaborato dall'ISNART, anche sulla base delle recensioni online lasciate dai turisti in questo ultimo periodo. Ovviamente per noi albergatori questa è una cosa molto molto importante perché potrebbe aiutarci proprio a trovare nuove strategie, nuove linee per poter trovare un filo per riuscire a trovare nuovi turisti, per riuscire a capire cosa fanno i turisti sul nostro territorio, come si muovono e soprattutto magari spazzare via delle vecchie idee che abbiamo e che magari proprio con i dati, proprio con la sperimentazione di questo metodo potrebbe essere qualcosa che può rivoluzionare il nostro modo anche di pensare. Io ringrazio i presenti che ci ascoltano e lascio la parola ai relatori che ringrazio per il lavoro fatto. Grazie. Bene, ringrazio la dottoressa Schneider per l'introduzione e passo ora la parola alla dottoressa Elisa Qualizza, ufficio statistica della Camera di Commercio di Pordenone Udine, per la presentazione dell'analisi economico-territoriale del Friuli Venezia Giulia con i dati dell'offerta. Prego.
Buongiorno a tutti, adesso presenteremo appunto questo report di analisi economico-territoriale che deriva, come anticipato, dall'incrocio di numerosi database che includono alcuni dati statistici più tradizionali, come ad esempio quelli del registro imprese di Infocamere, ma anche un sacco di nuovi dati che derivano da banche dati perfezionate da Isnart, che ci consentono anche tramite indagini a campione di capire appunto cosa ne pensano i turisti e le imprese di questa situazione, in particolare derivante dalla pandemia, che adesso appunto si cercherà di analizzare. Adesso vi condivido il report. Adesso lo mettiamo a schermo intero, così lo visualizziamo. Ecco qui. Allora, partiremo innanzitutto con una panoramica sull'offerta, dove faremo un breve quadro di tutte le imprese di ricettività della regione, per poi passare invece alla domanda, quindi andremo ad approfondire il lato dei turisti, cercando di capire le caratteristiche della clientela. La filiera turistica. In Friuli Venezia Giulia la filiera turistica è caratterizzata da 12.324 imprese iscritte a registro. Questo è un dato a dicembre del 2021. Queste imprese rappresentano il 2% dell'offerta complessiva di filiera italiana, come possiamo vedere qui nel grafico. Ovviamente il Friuli Venezia Giulia è una delle regioni dalla dimensione non così grande, difatti le prime regioni in Italia per numero assoluto di imprese sono la Lombardia, il Lazio e la Campania. Accanto possiamo vedere anche il grafico che riguarda invece gli addetti. In Friuli Venezia Giulia sono occupati 53.500 addetti circa nelle imprese del settore turistico e come possiamo vedere dal grafico anche gli addetti rappresentano all'incirca il 2% del totale di quelli impiegati in Italia nel turismo. Se volessimo fare un confronto rispetto al periodo pre-Covid, scopriremmo che nel 2019 le imprese erano leggermente superiori. Difatti registriamo ad oggi un piccolo calo dello 0,6%. Per darvi un'idea, nel 2019 erano 12.402. Se proseguiamo, possiamo vedere come la filiera turistica si distribuisce tra le varie province del Friuli Venezia Giulia. La maggior parte delle imprese è situata nel territorio di Udine, che peraltro è il territorio più esteso e raccoglie il 47,1% delle imprese della filiera turistica. Segue Trieste con il 22,7%, Pordenone con una percentuale poco al di sotto del 20% e Gorizia con l'11,3%. La barra di colore più chiaro invece ci rappresenta la percentuale degli addetti. Come possiamo vedere, all'incirca le barre sono sempre della stessa altezza, quindi vuol dire che rimane costante la proporzione tra imprese e addetti. Ciò diciamo che viene interpretato come il fatto che anche all'interno di tutte le 4 province ci sia una proporzione simile tra imprese e addetti, quindi all'incirca le imprese abbiano la stessa dimensione. Se facciamo un confronto rispetto al 2019 scopriamo che questa era all'incirca la ripartizione provinciale che c'era anche nel periodo pre-Covid. Di cosa però parliamo quando ci riferiamo alle imprese della filiera turistica? Allora, Isnart ci fornisce una definizione di imprese della filiera turistica molto ampia, perché ovviamente non solo includiamo ciò che sono le imprese di ristorazione, alloggio, quindi quello che tipicamente è più prettamente connesso al turismo, ma anche tutte le altre attività connesse, che ad esempio includono anche dei servizi, perché qui, come potete vedere, una delle barre che rappresenta il 12,2% della filiera turistica totale a livello regionale è la categoria altro. La categoria altro è una categoria residuale che però è molto importante perché include servizi di intrattenimento, divertimento, servizi culturali, musei e biblioteche, che concordiamo non essere prettamente delle imprese del settore turistico, però queste imprese servono per catalizzare, attrarre turisti e soprattutto fornire ai turisti i servizi di cui necessitano quando si trovano sul nostro territorio. Come possiamo vedere da questo grafico, fatto 100 il totale di tutte le imprese turistiche del Friuli Venezia Giulia, la ristorazione ha il peso più importante, 68,2%. Segue, come già dicevamo, la categoria altro. L'alloggio rappresenta l'8,1%. Tipicamente più è alta la percentuale delle imprese di alloggio, più possiamo dire che una regione ha questa vocazione turistica. Il trasporto e magazzinaggio incide per una percentuale simile, 7,9%, mentre agenzie di viaggio e altri servizi per il 3,2%.
Questa è la presentazione dei dati a livello di Friuli Venezia Giulia nel suo complesso. Però se volessimo andare a livello provinciale potremmo semplicemente vedere che il settore della ristorazione è un po' più sviluppato nel territorio di Pordenone. Le imprese di alloggio invece avrebbero una percentuale superiore nel territorio di Udine, perché sarebbero il 9,7%, mentre il trasporto incide per una grossa fetta a Trieste, per il 18%, e questo ovviamente è anche connesso alla presenza e all'importanza dell'hub del porto di Trieste. Rispetto al 2019 abbiamo notato semplicemente un piccolo aumento delle imprese di alloggio e un lieve calo delle imprese del settore della ristorazione. Per quanto riguarda invece la natimortalità delle imprese, qui possiamo capire se le imprese sono aumentate o diminuite. Questi dati si riferiscono al quarto trimestre del 2021. Abbiamo sia i dati per l'Italia in colore azzurro e sia in blu scuro i dati del Friuli Venezia Giulia. In primis consideriamo il tasso di natalità. Il tasso di natalità ci rappresenta l'incidenza percentuale delle nascite di nuove imprese sul totale delle imprese registrate e possiamo vedere che per il Friuli Venezia Giulia lo 0,71% è più alto di quello che è il valore medio italiano, quindi tipicamente nascono più imprese della media italiana ricollegabili alla filiera turistica. Il tasso di mortalità è speculare al tasso di natalità, però si concentra sulle imprese cessate sul totale delle registrate. Anche qui possiamo vedere che il Friuli Venezia Giulia ha un valore migliore di quello medio italiano, perché il tasso di mortalità è più basso di quello medio italiano, 1,8 contro 2,1. Se volessimo sintetizzare questi due tassi, potremmo interpretare il tasso netto di turnover. Il tasso netto di turnover viene definito come il tasso di natalità meno il tasso di mortalità. Visto che questo tasso è negativo, questo ci viene a dire che ci sono più imprese che cessano rispetto alle nuove imprese che nascono, quindi questo porta man mano a diminuire lo stock delle imprese turistiche nel tempo, però come abbiamo visto il calo anche rispetto al 2019 non è stato significativo e soprattutto vediamo che, come dicevamo prima, il tasso per il Friuli Venezia Giulia è meno negativo di quanto lo sia quello medio italiano. Isnart ci ha fornito anche la possibilità di andare a analizzare quello che è il mercato parallelo, quindi l'offerta extraalberghiera, chiamata anche offerta complementare, che rappresenta il mercato degli alloggi privati, in particolare quello di Airbnb, dove possiamo vedere l'affitto di camere private, appartamenti e camere condivise, quindi si parla dell'offerta tipicamente quella non registrata. Teniamo presente però che il numero di camere offerte su Airbnb è molto importante a livelli di numeri, può rappresentare anche la metà di tutte le camere offerte. E qui possiamo vedere l'andamento che c'è stato nel numero di note prenotate al mese, che possiamo leggere sull'asse di sinistra, negli ultimi 3 anni. La curva verde, quella più positiva, era quella del 2019, dove possiamo vedere un numero molto alto di notti prenotate che saliva soprattutto ovviamente ad agosto, dove c'è il picco della stagione estiva. Nel 2020 invece la curva rossa rappresenta il drammatico calo nel numero di notti prenotate. Abbiamo un segnale però ottimistico che è la curva blu, che rappresenta il 2021. Come possiamo vedere, a partire da maggio ha superato la curva del 2020, però purtroppo non è ancora riuscita a raggiungere quella che è la curva verde, quella del 2019. Difatti, come possiamo leggere, abbiamo un recupero nel 2021 che rispetto al 2020 è circa del più 9%, ma siamo all'incirca ancora sotto il numero di notti prenotate del 30% rispetto al 2019. Ci sono alcuni periodi dell'anno dove le due curve, quella del 21 e quella del 19, si avvicinano molto, quindi vuol dire che il gap era quasi stato recuperato. Questo è successo durante la stagione estiva e soprattutto anche tra ottobre e novembre. Poi le curve hanno iniziato, diciamo, ancora un po' a divergere, però ci sono sicuramente dei segnali positivi. Adesso andiamo ad analizzare invece il tasso di occupazione delle camere. Qui abbiamo sia l'offerta alberghiera sia quella extraalberghiera nel corso del 2021. Le due curve sono quella scura, il Friuli Venezia Giulia, e quella in azzurro più chiaro, l'Italia. Come possiamo vedere, soprattutto in quasi tutta la parte dell'anno, fino ad agosto, la curva del Friuli Venezia Giulia ha superato quella italiana, che vuol dire che le camere degli hotel erano più occupate rispetto a quelle della media nazionale. Il punto di massimo c'è stato ad agosto, dove possiamo vedere che in Friuli Venezia Giulia erano occupate quasi 9 camere su 10 e in Italia all'incirca 8 su 10.
C'è stato un unico momento dove le camere in Italia qui erano superiori a quel tasso di occupazione del Friuli Venezia Giulia e coincideva con le vacanze pasquali, quindi probabilmente il Friuli Venezia Giulia non è riuscito a catalizzare, diciamo, molto del turismo pasquale. Invece da agosto in poi il tasso medio di occupazione delle camere in Italia torna a essere superiore a quello del Friuli Venezia Giulia. Isnart durante i mesi di settembre e dicembre ha effettuato un'indagine web che ha coinvolto 100.000 imprese di tutta Italia, pro quota ovviamente una quota ha riguardato anche le imprese del Friuli Venezia Giulia. Qui stiamo parlando sia del comparto alberghiero sia di quello extra alberghiero. È stato chiesto agli operatori del settore turismo se si aspettavano degli utili, delle perdite o un pareggio dall'anno 2021 che ancora non si era concluso. Come possiamo vedere il 43,3% in Friuli Venezia Giulia ha detto di aspettarsi delle perdite. Questo è un valore, diciamo, abbastanza negativo, però è sempre migliore di quello medio italiano, perché se in Friuli 4 imprenditori su 10 si aspettavano delle perdite, in Italia erano almeno 5 su 10. Un'altra fetta quasi equivalente stimava di raggiungere il pareggio, pochissimi erano coloro che si aspettavano degli utili, il 19,6%. È stato chiesto poi quali problematiche abbia portato il Covid all'interno della filiera turistica nella gestione delle prenotazioni, delle camere, come appunto gli albergatori abbiano fronteggiato questi problemi. Al top dei problemi è stato evidenziato il cambiamento dei mercati di riferimento, quindi per il 45% delle imprese è stato un problema il cambiamento dei mercati, può aver influito anche ovviamente la mancanza delle presenze magari internazionali e straniere. Al secondo posto l'organizzazione per le possibili disdette, ovviamente ha costretto gli albergatori a cambiare alcune condizioni, a fornire più flessibilità. Per il 34% degli albergatori questo è stato un problema. Passiamo poi un attimo al cambiamento di tipologia della clientela per il 30%, ma anche la gestione del prezzo delle camere per il 20%, all'incirca il 20%, perché ovviamente ci sono stati nuovi costi legati alle misure di sicurezza e quindi ci si chiedeva se aumentare o meno il prezzo delle camere. Poi troviamo anche la difficoltà di reperimento di personale stagionale. Questo è un problema confermato anche dai dati Excelsior, che ovviamente leggiamo spesso sui giornali. Si ricercano molti profili legati al settore del turismo che è sempre più difficile trovare. La risposta più curiosa però è questa, nessuna, perché il 32% degli albergatori in Friuli Venezia Giulia dice di non aver incontrato particolari problemi e questo è un valore molto migliore di quello medio italiano che invece era del 14,9%. Ciò ci può far capire che le imprese del Friuli Venezia Giulia o hanno trovato meno difficoltà, ma in realtà è difficile pensarle in questi termini, o semplicemente hanno avuto una maggior capacità di adattamento e resilienza anche in questa fase. Ora andiamo ad analizzare la domanda, quindi in termini di presenze turistiche e dei comportamenti dei turisti. È stato chiesto da Isnart, sempre con un'indagine a campione svolta a turisti che soggiornavano sul nostro territorio per almeno 2 notti tra i mesi di agosto e settembre, per quali motivi avessero scelto di effettuare una vacanza in Friuli Venezia Giulia. Qui potete vedere la percentuale relativa al Friuli Venezia Giulia e qui quella italiana. Ho messo in grassetto tutti i valori che per il Friuli Venezia Giulia superavano la media italiana. Innanzitutto possiamo vedere che si viene in Friuli Venezia Giulia soprattutto per turismo balneare, un valore del 40% che è praticamente il doppio di quello medio italiano. Al secondo posto per la ricchezza del patrimonio artistico e monumentale, 15,9%, anche se in questo caso siamo un po' più bassi della media italiana. Ma anche perché ci sono dei parenti e amici che ospitano o per i divertimenti. In particolare ci sono anche delle altre motivazioni, come la vicinanza rispetto all'origine del viaggio. Questo è un valore che è 3 volte la media italiana, quindi suggerisce che ci può essere un turismo che proviene anche prettamente dalle aree più limitrofe. Ma anche è stato segnalato un buon rapporto qualità-prezzo, in misura superiore della media italiana, quindi il Friuli Venezia Giulia è giudicata comunque una destinazione dal buon rapporto qualità-prezzo. Ma c'è anche una motivazione sempre curiosa che è il desiderio di vedere un posto mai visto, quindi più rispetto alla media italiana sono le persone che vengono in Friuli Venezia Giulia, probabilmente anche perché non ci sono mai state. Possiamo evidenziare anche che sia stato ritenuto in misura molto più alta della media italiana un posto adatto per i bambini piccoli, anche se magari la percentuale in valore assoluto non è molto grande. E dimenticavo di dire che la somma di questi valori non dà 100 perché le risposte potevano essere risposte multiple, quindi questo era importante insomma precisarlo. A seguire andiamo a chiedere ai turisti quali sono le principali attività che hanno svolto durante la vacanza. Ovviamente se stavamo parlando di turismo balneare, come potevamo aspettarci, la prima attività è quella dell'andare al mare, 66,5% contro una media italiana del 42,1%.
ma anche si viene qui per fare attività di escursioni e gite, visitare centro storico, monumenti e siti di interesse archeologico. Con valori più alti della media italiana possiamo anche segnalare però la degustazione di prodotti enogastronomici locali, 15% contro 12,4%, e connesso a questo anche la partecipazione ad eventi enogastronomici, 5,4% contro una media italiana del 5,1%. Come possiamo andare a vedere anche l'indice di specializzazione turistica internazionale, perché dicevamo che è importante anche catalizzare turismo internazionale. Qui possiamo vedere questo indice che rapporta il peso percentuale delle presenze turistiche straniere in Friuli Venezia Giulia su quello che è il peso percentuale delle presenze straniere in Italia. Se il valore supera 1 vuol dire che la regione riesce a attirare più turismo straniero rispetto a quello che succede nella media italiana. Il Friuli Venezia Giulia infatti attira più turismo internazionale della media italiana, il valore è 1,24 e in particolare possiamo vedere che i due territori che riescono ad attrarre più turismo internazionale siano quelli di Gorizia con un valore di 1,63 e Trieste con 1,25. Sono comunque anche territori di frontiera, però questo è sicuramente un aspetto positivo. Infine chiudiamo con l'indice di pressione turistica, che ci fa invece rapportare il numero medio di presenze turistiche rispetto a quelli che sono gli abitanti di un luogo. In questo modo possiamo capire, perché ovviamente il turismo è ovviamente positivo perché porta ricavi ed è importantissimo, però è anche bene che non vada ad impattare troppo su un territorio, perché altrimenti potrebbe esserci una difficoltà di accettazione da parte della popolazione locale. Il Friuli Venezia Giulia, come vediamo, ha un valore di pressione turistica che è in media simile a quello italiano, 1,1 contro 1. I territori che subiscono un po' più la pressione turistica sono quelli di Gorizia con 1,7 e Udine 1,6. Però sicuramente se il turismo, si concentra prevalentemente nei mesi estivi, questo può essere meno un problema, perché ovviamente durante tutto l'anno invece i servizi riescono ad accontentare la popolazione. E adesso passo la parola al dottor Bertero, direttore marketing di Promoturismo FVG, che ci parlerà invece delle presenze turistiche e degli arrivi in Friuli Venezia Giulia. Condivide lei lo schermo? Mi aveva detto che aveva la presentazione. Sì, adesso le condivido le slide. Bene, inizio in attesa di questo. Ne approfitto anche per salutare i colleghi presenti e anche Flavia, che ho piacere di vedere, con queste osservazioni per quelle che sono le presenze in Friuli Venezia Giulia. Diciamo che la prima slide che vi faccio vedere è quella che tiene conto dei dati della variazione degli arrivi e delle presenze del 2021 sul 2020. Come vedete sono tutti dati positivi e questo direi che è un dato abbastanza scontato, tenendo conto che il 2020 ha rappresentato una flessione importante, come per tutte le regioni a livello nazionale, del turismo. Ci sono dei dati però che spiccano, perché spiccano soprattutto in un concetto di ripresa, e quindi qui lo stiamo leggendo dal punto di vista di quelli che sono sostanzialmente gli aumenti del 22,4% degli stranieri e dell'86,2% e dei 22% degli italiani, mentre gli stranieri 86,2%. E questo è un dato molto importante, come diceva la relatrice prima, proprio questa prossimità territoriale la si legge chiaramente. Ricordiamo che nel 2021, appena finita la pandemia, comunque i mercati tedeschi di lingua tedesca, quindi tedeschi e austriaci, hanno ricominciato a frequentare la nostra regione, il nostro territorio, e questo è un dato che si legge molto chiaramente. È chiaro che in alcuni casi, come nella provincia di Udine, un recupero di presenze del 90% rappresenta il fatto che nell'estate 2020 praticamente gli stranieri siano stati assenti. Qui poi non c'è una differenziazione di quelli che sono i mercati, perché il recupero più grande noi effettivamente li abbiamo sui mercati in lingua tedesca, dove abbiamo perso invece tutti i mercati che erano mercati sui quali avevamo costruito in maniera molto efficace. Quindi penso a tutto il tema della Repubblica Ceca, piuttosto che la Romania, l'Ungheria e l'Olanda, la stessa Svizzera, che per noi rappresenta la Polonia, che rappresentavano dei mercati sicuramente molto interessanti. Però è chiaro che questa variazione 2021 rispetto al 2020 è una variazione tutto in positivo. La slide successiva, che un po' deprime perché è una slide che porta molto rosso, è una slide che però letta così
sembra ancora indicare una grande difficoltà. Vorrei però metterla un po' in raffronto, se mi permettete, al di là di leggere quelle che sono le percentuali, cioè il fatto che comunque gli arrivi degli italiani siano ancora inferiori a quelli dell'anno precedente, quindi mancano ancora il 19,7% degli italiani rispetto al 2019, mancano gli stranieri. Però permettetemi di leggere in una forma positiva, vuol dire che il 2021 per la regione Friuli Venezia Giulia ha rappresentato un recupero del 72% degli arrivi rispetto al 2019, e questo è un dato, credetemi, che non si legge dappertutto a livello nazionale. Poi qui la dottoressa Coccia, che ha una visione decisamente più ampia, lo potrà confermare, e se vogliamo ancora darlo un dato ancora più importante, ha rappresentato un recupero dell'80% di quelle che sono le presenze, quindi un dato assolutamente straordinario. Se lo guardiamo nella terza slide, questo dato invece ci dice una cosa molto importante, ci dice come si è lavorato soprattutto sul recupero della parte degli stranieri. Ecco, qui al di là di farvi una lettura, vi sono dati abbastanza istintivi che si capiscono abbastanza bene, se mi concedete farei un ragionamento che è un ragionamento invece un po' più di sistema, ovvero sia il recupero degli stranieri sta nelle cose, perché si è detto siamo una regione di prossimità, ma sta nelle cose soprattutto su quei mercati sui quali non si è smesso il presidio nell'arco degli anni e del periodo pandemico, e questo è un punto fondamentale. Noi siamo impegnati soprattutto sul tema B2B, perché il B2C ha un suo comportamento che nell'arco di questi anni ha modificato soprattutto il cliente finale, ha modificato la sua capacità di interazione nei confronti delle destinazioni, dell'acquisto online. Anche qui la relazione dice molte cose, dice come i nostri operatori debbano muoversi in maniera rapida verso quelle che sono le possibilità di piattaforme digitali per l'acquisto online, ma non dimentichiamo che soprattutto per l'estate 2022 ritornano i grandi protagonisti che sono i mediatori, gli intermediati del mercato, quindi tour operator e agenzie di viaggio che ritornano a costruire prodotti totalmente diversi, magari di nicchia, magari di bolle, ma che lavorano su frequenze e lavorano soprattutto su stagioni differenti. Non è un caso che le previsioni, l'avete letto sui giornali, dell'estate 2022 siano addirittura per una crescita per la nostra regione rispetto all'estate del 2019, e guardate che questo elemento è dato soprattutto dalla parte strutturata di intermediazione, di mercato intermediato che noi abbiamo, che oggi ci permette di fare delle previsioni, ci permette soprattutto di fare delle strategie di allungamento della stagione. Poi siamo anche fortunati in questo momento con le condizioni climatiche che per il turismo sono un elemento fondamentale, ma il connubio è un connubio molto importante. Nell'ultima slide, come vedete, sono abbastanza in linea. È chiaro che svetta dal punto di vista di miglioramento tutto quello che è il tema della provincia di Udine, perché su Udine insiste Lignano, e quindi la destinazione mare che ha recuperato decisamente quelli che sono i trend. Un'ultima osservazione, permettetemi, è un lavoro che non finisce mai, cioè oggi Promoturismo FUG insieme a tutti i sistemi territoriali è impegnato a implementare, a migliorare sia da un punto di vista di comunicazione di quello che è la destinazione, ma soprattutto di costruzione di prodotto e dell'offerta. Vigilare i cambiamenti dei nostri turisti ci permette di essere effettivamente efficaci su quello che è la costruzione di prodotto e di offerta secondo quelli che sono i nuovi modelli di richiesta. Devo commentare delle slide che sarebbero state un pochettino rigide dal punto di vista numerico, ma dentro questi numeri in realtà si leggono delle strategie. Bene, ringrazio il dottor Bertero per il suo prezioso contributo e approfitto per salutare la dottoressa Flavia Coccia che si è collegata con noi, coordinatore progetti di ricerca ISNART, che ci parlerà dell'importanza dei dati al servizio del turismo, dell'attività svolta da ISNART in questi anni nello sviluppo di 2 ecosistemi turistici, turismo big data e mappa delle opportunità. Prego, dottoressa Coccia. Grazie mille. Approfitto per ringraziare appunto voi di essere partecipazione. In realtà non è ISNAC che sta facendo questo lavoro, ISNAC è l'agenzia tecnica che sta lavorando con le Camere di Commercio, sono le Camere di Commercio. C'è stato un grande sforzo da parte di tutte le Camere di Commercio di trovare un sistema per anche presidiare quel ruolo che la riforma ha dato alle Camere di Commercio in tema di valorizzazione del turismo, della cultura, eccetera.
e la prima parte di cui si sono preoccupate le Camere di Commercio è cercare di stare vicino al sistema delle imprese in questo momento di difficoltà che c'è stato in questi 2 anni. Uno l'ha raccontato molto bene, anche prima sul tema di che cosa sta succedendo in termini di economia, e per questo cosa condivido le slide, se posso, una scheda, una finestra, proviamo una scheda, no, scusate, perché passo da una piattaforma all'altra, ogni volta mi dimentico qual è il sistema migliore. Ecco. E volevo solo condividere con voi il ragionamento che è stato fatto a livello camerale per... Le vedete le slide? Sì? Datemi un feedback? Sì, ok. Perché abbiamo cercato di ragionare con il sistema camerale come potevamo essere utili al sistema degli stakeholder, al sistema delle imprese, al sistema dell'economia, e cercando di dare un contributo forte partendo da quello che fanno le Camere di Commercio. Le Camere di Commercio sono, diciamo, detentori di dati in termini di registro delle imprese, eccetera. Prima abbiamo visto appunto un'analisi delle informazioni per quanto riguarda la filiera turistica. Sono anche, diciamo, classicamente quelle che si sono occupate di osservazione economica, quindi abbiamo realizzato a livello nazionale, a livello locale, a livello delle singole Camere di Commercio e delle Camere di Commercio regionali, appunto parliamo del Friuli Venezia Giulia, di realizzare un osservatorio sull'economia del turismo delle Camere di Commercio, che cerca di, con queste piattaforme che adesso vi racconterà, cerca di raccontarvi un po' qual era il nostro obiettivo. Giusto brevemente ISNA, noi siamo una società in house, quindi siamo al servizio delle Camere di Commercio, e per questo appunto stiamo cercando di sviluppare un sistema di reperimento di dati, di informazioni, eccetera, che siano in linea, che siano confrontabili a tutti i diversi livelli, dalla regione alle altre regioni, alle italiane e così via. Quali sono le domande a cui abbiamo voluto rispondere cercando di realizzare un sistema informativo sul turismo, sull'economia del turismo? Allora, intanto qual è il valore che produce il turismo, qual è l'impatto delle filiere del territorio, come è possibile incrementarlo questo valore, e se poi le strategie che si stanno intraprendendo in termini di iniziative sono corrette. Queste un po' le domande che ci siamo poste prima di avviare un sistema appunto tematico e informatico con intelligenza artificiale sotto che possa aiutarci a capire queste informazioni. Come l'abbiamo fatto? Quali sono le lenti che abbiamo utilizzato per ragionare un po', ve la raccontate prima, appunto quali sono i dati che noi abbiamo utilizzato e quelle lenti che abbiamo utilizzato. Da una parte le statistiche tradizionali, che sono importanti, come appunto quelle che ci ha raccontato Bruno. Purtroppo non tutte, come quelle del Friuli, sono così diciamo vicine al tempo reale, e quindi su questo purtroppo abbiamo sempre dei gap informativi molto importanti che dovremo piano piano, vedo che le regioni stanno lavorando per diminuirle sempre di più, ma anche il tema del big data, i dati che possono essere riferiti dal web, cioè big data anche in termini di banche dati che abbiamo a disposizione. In questo caso abbiamo condiviso dati che vengono appunto dal registro delle imprese, quindi cercando di dare un racconto di quello che effettivamente c'è in termini di imprese sul turismo. Che cosa vogliamo osservare? Sicuramente il sistema dell'ospitalità, la sua filiera, che cosa significa un sistema turistico, e da tutti i punti di vista, quindi non semplicemente dal punto di vista delle imprese ricettive e delle imprese ristorative, ma anche tutte le altre imprese che compongono quella filiera importante, che fa in modo che ci possa essere un'esperienza turistica completa, un'esperienza di vacanza completa da parte di un visitatore, da un ospite. Il tema della domanda, come avete visto prima, abbiamo raccontato un po' le motivazioni, le attività e un po' di comportamenti. Il territorio come destinazione e viceversa, nel senso che parliamo di destinazioni turistiche, non tutte sono destinazioni turistiche, altre sono di più, altre di meno, quindi il posizionamento delle destinazioni turistiche è importante per capire appunto cosa dobbiamo vedere e leggere, per capire come anche dobbiamo sviluppare il sistema di servizi che sono presenti sul territorio, e poi appunto l'economia turistica come capacità di generare reddito e occupazione a livello locale, perché il turismo porta reddito e occupazione a livello locale, bisogna anche capire quali sono le leve che portano a maggiore occupazione e maggiore reddito. Che cosa vogliamo comunicare? Che appunto a livello di destinazioni turistiche, di aree territoriali, che ogni destinazione è una storia a sé, ma alcune si assomigliano. Abbiamo attivato un'analisi di cluster che poi alcuni risultati vi saranno presentati poi nei prossimi, alcuni sulle sente saranno presentati sui prossimi interventi che saranno fatti su 2 destinazioni, ma anche nei prossimi incontri che ci saranno in tema di dati, eccetera. Parliamo di temi come a ciascuno la sua tribù, cioè parlava prima Bruno dei diversi mercati e diverse cose. Ecco, appunto in questo momento
capire i mercati diventa fondamentale, perché grazie a capire quali mercati si possono anche individuare quali sono le strategie che le imprese devono fare per avere maggiori informazioni, maggiori sviluppi di mercato, maggiori possibilità di vendere le proprie camere e di vendere il territorio. E poi il tema di ognuno col suo viaggio, la sentiment analysis, che dopo appunto sarà raccontata in base sulle destinazioni, perché bisogna anche capire cosa dicono i turisti, anche se dobbiamo anche sempre comprendere che le recensioni dei turisti sono una parte dei turisti che visitano il territorio, sono dal 30 al 40 al 50%, dipende dai vari territori, e quindi non sono tutti i turisti che raccontano quello che fanno, ma è una parte molto interessante e molto importante che dobbiamo comunque tenere presente. Quali lenti stiamo utilizzando in queste piattaforme? I dati oltre ai dati tradizionali, una serie di dati che ci vengono da fonti come Facebook, Google, eccetera, TripAdvisor, però spesso molti di questi dati che vengono da queste grandi piattaforme, da grandi, diciamo, marasma di informazioni, i cosiddetti big data, sono spesso non affidabili, sono dei fonti dati che non sono affidabili, quindi c'è stato anche un grande lavoro lavoro sulla qualità del dato da utilizzare per dare informazioni appunto importanti, veritiere, credibili e asseverate in qualche modo. Sicuramente i dati che ci vengono dai big data, quindi da fonti Google piuttosto che altre informazioni, sono punti diversi perché vengono da imprese private che fanno una scelta anche di quali dati fornire, eccetera. Comunque noi, leggendo questi dati, dobbiamo sempre posizionarli con l'ottica di capire qual è la fonte e chi sta parlando e chi sta da quale tu prendi queste informazioni, perché l'obiettivo di quello che mette a disposizione magari anche delle API per prendere dei dati e delle informazioni non è lo stesso obiettivo di un ente terzo, come può essere appunto la regione o le camere di commercio, che cercano quindi di analizzare queste informazioni per restituirle in forma di elaborazioni e anche in termini, diciamo, con elaborazioni molto, diciamo, complesse legate all'intelligenza artificiale, perché dobbiamo dare comunque dei dati che siano appunto comprensibili e, diciamo, anche valutati rispetto a chi ha fornito queste informazioni. E poi appunto la logica è di avere aggregazioni territoriali diverse che non sono semplicemente il comune e la provincia, ma aggregazioni appunto legate a destinazioni. I dati appunto abbiamo cercato di queste piattaforme di crearli in modo sicuramente sono piattaforme digitali, perché dobbiamo capire il tema del digitale nel turismo, che è diventato fondamentale anche per capire i mercati e per comprendere anche come ci dobbiamo comportare e come ci dobbiamo promuovere a livello digitale. Devono essere asseverati, cioè dobbiamo anche capire e leggerli e pulirli da quelli, diciamo, che sporcano un po' le informazioni, e poi devono essere in qualche modo riconoscibili come fonti certe di informazioni. Devono essere accessibili, perché noi questo tema di incontri che stiamo facendo vogliamo rendere disponibili appunto al sistema economico i dati che noi stiamo diciamo raccogliendo, elaborando eccetera nelle nostre piattaforme. E poi c'è un tema legato alla predittività, e stiamo elaborando questi nuovi algoritmi che ci devono raccontare gli scenari futuri di cosa accadrà nei prossimi tempi. Noi abbiamo lavorato creando 2 piattaforme: Turismo Big Data, che legge i dati statistici in modo verticale, arriva fino al livello comunale, anche aggregazione di comuni, e la piattaforma Simo, che ragiona in termini di studio della destinazione turistica e degli attrattori. Il Turismo Big Data parla di domanda, di offerta, di competitività, di tema di scenari di predictive, mentre ragiona in termini di una serie di banche dati, di un data lake che ha creato tutta una serie di tantissime fonti informative, e poi alla fine cerchiamo di restituire queste informazioni con delle, diciamo, con dei cruscotti informativi che possano leggere tutte le varie informazioni statistiche fino al singolo livello territoriale, e anche confrontando per esempio i diversi livelli territoriali, diverse regioni, diversi comuni, eccetera. Ci sono anche all'interno delle nostre piattaforme, abbiamo inserito anche i dati che vengono all'indagine. Avete visto oggi appunto nel racconto che ci è stato fatto, sono stati inseriti i dati che vengono da indagini statistiche che sono fatte sul campo. Quindi in realtà la piattaforma dei dati che stiamo cercando di realizzare sono tante fonti differenti, ognuno racconta uno spaccato del turismo, e così per rendere conto e per aiutare le imprese a capire come si possono comportare e qual è la situazione. Simo Plus Plus si chiama un acronimo di Surfing on the Map of Offer and Opportunities, la cosiddetta mappa dell'opportunità come la chiamiamo noi. Parla di mappe territoriali, di cluster, di analisi di cluster, di raggruppamenti degli attrattori rispetto alle loro caratteristiche, e anche di posizionamento competitivo con diversi attrattori in tutta Italia. E c'è un reportista si può estrarre, c'è stata un'analisi di cluster di destinazioni turistiche, e poi sarà raccontata anche dopo nei prossimi interventi. Vi faremo vedere appunto dei risultati su 2 destinazioni turistiche. Ci sono varie definizioni degli attrattori rispetto alla loro capacità di passare da attrattore ad attrattore turistico, che sono 2 cose un po' diverse.
poi ci sono una serie di letture di messaggi, di informazioni che leggono i testi e i racconti che vengono fatti sugli attrattori e sulle destinazioni, e poi c'è il tema della sentiment che è molto importante e interessante. Abbiamo cercato di svilupparla con una logica di analisi di questa sentiment analysis che poi appunto vedremo dopo negli altri interventi. Scusate, questo Simò funziona come un sistema di intelligenza artificiale che vede le fonti, elabora, molte fonti sono state inserite come fonti web, il nostro sistema legge i vari documenti, i vari dati che vengono dalle fonti web e alla fine restituisce una serie di informazioni con un sistema di algoritmi di intelligenza artificiale molto complesso. Alla fine questo ecosistema, abbiamo chiamato turismo big data e Simò, in realtà si sta ulteriormente configurando in un nuovo sistema di architettura, un sistema funzionale dove riuniremo tutte queste informazioni che abbiamo reperito con scusate, ma c'è un problema, ecco, con questo nuovo ecosistema che raggrupperà tutti i dati che noi abbiamo rilevato, sia i dati che le Camere di Commercio hanno inserito, perché una parte di piattaforma legata alle destinazioni sono stati dati proprio inseriti direttamente dal personale, dallo staff, dagli analisti delle Camere di Commercio che hanno lavorato molto fortemente per avere tutta una serie di informazioni molto micro anche rispetto alle singole destinazioni turistiche, e avremo questo nuovo sistema di New Data Integration e di Augmented Analysis e Data Lineage che stiamo creando sulle nostre piattaforme, quindi da una piattaforma diventerà un'unica piattaforma dove riuniremo tutte queste informazioni. Tutto questo per raccontare un po' i dati per destinazione che è flessibile dal punto di vista territoriale, non può essere solo ricondotta al singolo comune, in alcuni casi è un singolo comune, in altri casi sono aggregazioni, in altri casi sono destinazioni, sono interprovinciali, addirittura interregionali, se ragioniamo una logica di, ad esempio, la costa adriatica con Adria che raggruppa tra di loro la costa dell'Emilia Romagna fino ad arrivare al Veneto e così via, e anche a Lignano Sabbiadoro che di fatto fa parte di quella costiera adriatica che viene riconosciuta dai turisti come nome di Adria. C'è il tema di analizzare i dati anche per singoli progetti, per singoli obiettivi che l'analista può avere, e poi ci sarà un sistema di visualizzazione di user experience più friendly che sarà utilizzato dalle Camere di Commercio, ma che permetterà di fare degli output specifici anche a richiesta delle singole imprese. Questa è un po' l'operazione che noi stiamo facendo e che vogliamo appunto partendo appunto dal dato fondamentale, scusate, interrompo la condivisione, che non si può fare sviluppo, non si può fare promozione, non si può fare un ragionamento di crescita del territorio se non partiamo dai dati. I dati sono importanti e sono fondamentali. Il sistema delle imprese fino adesso ha subito il tema di dati, anche dandoli con i temi sulle arrivi e le presenze, come una sorta di adempimento da fare. Quello che vogliamo rappresentare oggi, anche con la presenza della Regione, con Bruno, eccetera, è che più dati riusciamo a reperire anche dal sistema delle imprese, più dati possiamo restituire e raccontare e permettere alle imprese di poter capire che strategie fare. Quindi la cultura del dato è una cosa che in Italia deve entrare nella testa degli operatori, nella testa delle istituzioni, già c'è, perché appunto abbiamo cercato di rappresentare uno sforzo che stiamo facendo in questo senso con investimenti anche importanti da questo punto di vista. Dall'altra speriamo di avere una sorta di strategia di alleanza win-win tra noi e il sistema delle imprese, perché così possiamo dare un valore aggiunto alle informazioni che possiamo restituirvi perché voi possiate poi fare le vostre scelte. E questo è un po' il mio intervento, quindi se volete potete passare, poi se avete domande possiamo. Volevo dire soprattutto, aggiungere una cosa rispetto a quello che diceva Bruno, è una considerazione che c'è nei dati a livello nazionale. Allora, in questi 2 anni di pandemia hanno avuto un effetto, diciamo, anche abbastanza impattante sul turismo in Italia, e devo dire, le regioni, tra virgolette, considerate meno turistiche, nel senso in termini di flussi, di quantità di flussi, come il Friuli, l'Umbria, il Molise è ancora di meno di flussi rispetto al Friuli perché è una regione turistica importante, il Friuli Venezia Giulia, però sono quelle regioni che nell'immaginario del turismo italiano uno poi pensa alla Toscana, pensa all'Emilia Romagna, pensa magari anche alla Lombardia, Milano, al Lazio con Roma, eccetera, quindi oppure al sud in generale. Ecco, quest'anno questo cambiamento, situazione di mercato di emergenza, invece ha premiato quelle destinazioni che venivano considerate, tra virgolette, meno, diciamo, avevano una quantità di flussi minori rispetto ad altre regioni italiane più forti. Ecco, questa cosa ha premiato le regioni cosiddette minori, non sono minori, ma sono cosiddette minori in termini quantitativi.
E questa cosa è importante, è quello che diceva Bruno, il lavoro che si sta facendo in Friuli Venezia Giulia legato allo sviluppo dei prodotti turistici, a capire un po' meglio che cosa sta succedendo, è un lavoro che sta premiando anche lo sviluppo promozionale che sta facendo FVG Turismo in termini di scelta dei prodotti, di un'offerta legata ai prodotti e ai servizi. È un sistema sicuramente che sta vincendo in un momento in cui la competizione è diventata veramente complessa, viste le emergenze che abbiamo dovuto subire e che subiremo anche purtroppo ancora con questa emergenza del conflitto russo-ucraina. Grazie. Bene, ringrazio la dottoressa Coccia per il suo prezioso contributo e passerei ora alla presentazione di quello che sarà la fase 2 del progetto, che prevede lo studio di 2 destinazioni turistiche. Per la Camera di Commercio di Pordenone Udine la destinazione di studio saranno le Dolomiti Friulane, mentre per la Camera di Commercio della Venezia Giulia sarà Grado. Chiaramente facciamo una piccola descrizione in quanto il report completo verrà appunto presentato nel mese di settembre. Partiamo quindi con le Dolomiti Friulane, patrimonio mondiale UNESCO dal 2009 che unisce 2 territori, quello di Pordenone e quello di Udine. Chiaramente un riconoscimento conferito questo a questo sito prestigioso e anche impegnativo in quanto l'impegno è proprio quello di far risaltare lo straordinario valore paesaggistico e naturalistico di questi luoghi, il loro fascino, la loro bellezza in tutte le sue stagioni. Una destinazione turistica di eccellenza che è meritevole di attenzione e di approfondimenti a supporto delle imprese e delle comunità in un percorso di rafforzamento dei propri attrattori e dei prodotti turistici. Vi riporto alcuni dati per inquadrare meglio il sito UNESCO prescelto. Innanzitutto parliamo di un territorio che si espande su una superficie di circa 21.500 ettari. I comuni interessati dell'area pordenonese sono Erto e Casso, Cimolais, Clau, Tramonti di Sopra per l'area core, diciamo, che è la parte più alta centrale delle vette, e Andreis e Frisanco per l'area buffer, che è la parte più perimetrale, più a bassa quota. Per l'area udinese invece abbiamo Forni di Sopra, Forni di Sotto per l'area core e Ampezzo e Socchiese per l'area buffer. Parlando invece di quelle che sono le strutture recettive, le Dolomiti Friulane contano 29 alberghi, di cui 1269 posti letto. Il numero totale invece delle strutture recettive, comprendendo quindi alberghi, B&B, affittacamere e vi sono anche 2 campeggi, sono 148 e il numero dei posti letto totali delle strutture recettive arrivano a 3088. Nelle slide vedete riportati i dati di arrivi e presenze sul sito UNESCO, perché è bene ricordare la differenza tra arrivi e presenze, cioè l'arrivo del turista nel luogo di destinazione, mentre la permanenza intendendo appunto il numero di notti che trascorre in quel luogo. Guardando la tabella di destra della slide, vi riportiamo i dati dell'anno 2021 dove si registrano circa 18.089 arrivi totali, di cui e 60.588 presenze totali, quindi notti di permanenza. Nel 2021 gli stranieri rappresentano il 10,6% in termini di arrivi e l'8,1% in termini di presenze. Sempre nell'anno 2021 la maggior parte degli arrivi e delle presenze si riscontra soprattutto durante il periodo estivo che va da giugno a settembre, se guardiamo la tabella a sinistra. In questo periodo infatti si registrano il 77% circa delle presenze totali annue e il 73% degli arrivi totali, considerando questo chiaramente un periodo ancora anomalo, poiché caratterizzato anche se in parte ancora dalla pandemia, pertanto variabile sia rispetto al passato che al futuro. Come vi dicevo, questa è solo una piccola panoramica della destinazione che andremo invece ad approfondire nel mese di settembre.
Adesso ripasserei un attimo la parola di nuovo alla dottoressa Flavia Coccia per commentare l'ultima delle slide delle Dolomiti Friulane, ovvero una prima lettura della sentiment analysis elaborata da ISNART. Grazie, ma puoi metterle allora, se condividiamo, ok, perfetto. Perfetto, allora innanzitutto qua spieghiamo un po' come abbiamo cercato di ragionare in termini di sentiment analysis. Più che dare un rating di soddisfazione o non soddisfazione, abbiamo cercato di capire le recensioni dei turisti, i giudizi che davano i turisti sulle loro esperienze di vacanza, di posizionarle secondo 3 dimensioni fondamentali. Una sul tema della percezione complessiva della destinazione, no? Cioè cosa parla quando ha ragione in termini di organizzazione, di fruibilità, di accesso alla destinazione, eccetera. Un altro tema di dimensione, abbiamo cercato di capire la parte di emotiva personale, dell'esperienza individuale. Quando scrivono le recensioni turistiche non è che parlano e dicono solo ho mangiato male o ho mangiato bene, parlano anche della loro esperienza, quindi dal punto di vista proprio di impatto emotivo. E quindi abbiamo cercato di raggrupparla in questo tema dell'esperienza individuale. La terza dimensione che noi abbiamo cercato di raggruppare, cercando di leggere appunto con questo sistema appunto di intelligenza artificiale, legge i testi dei turisti e quindi li raggruppa secondo una classificazione, abbiamo cercato di dare anche per dare delle informazioni utili anche all'analisi, è sulla qualità poi dei servizi. Ora, tornando al prima, la parte della percezione complessiva, la maggior parte, parliamo di questa della destinazione, si parla in modo molto positivo della destinazione. E questo dato, guardate, non è scontato, perché anzi, se guardiamo il numero delle recensioni, scopriamo che i turisti parlano molto di più dell'organizzazione di una destinazione, ma la trovano nel complesso invece che magari nello specifico dell'albergo, del ristorante o del singolo servizio che hanno utilizzato. E questo dato è importante perché ci fa capire quanto i turisti abbiano una visione complessiva di una destinazione, non ce l'hanno semplicemente solo legata, quindi quando loro esprimono i giudizi parlano in generale della destinazione. E questo ci fa capire quanto è importante lavorare, che il sistema debba lavorare insieme perché questa percezione positiva della destinazione in genere sia sempre più confermata. Questo dato su questa parte verde che voi vedete, la parte azzurra che c'è dentro, la parte azzurra significa si parla di percezione complessiva di giudizi sulla destinazione in genere, vuol dire che la destinazione del Dolomiti Friulane ha avuto grandissimi, tanti giudizi positivi, recensioni positive proprio sulla destinazione in genere, quindi c'è stato un apprezzamento forte da parte dei turisti. La parte invece dell'esperienza individuale chiaramente si divide, ci sono varie possibilità, dimensioni artistiche, dimensioni naturalistiche, sono una serie di dimensioni e anche la parte cosiddetta cuore, cioè quando quello dico ho visto un panorama che mi ha lasciato senza fiato, sono delle espressioni che usano magari i turisti che si riferiscono proprio all'impatto emozionale che hanno avuto. In questo caso l'84%, l'85% delle recensioni sono tutte positive e quindi parla in particolare una parte molto interessante legata all'esperienza gastronomica positiva. Quindi in qualche modo ci fa capire che le recensioni dei turisti sulla parte individuale emotiva hanno espresso un grande sentimento di soddisfazione dal punto di vista di impatto individuale, di emozione individuale quando hanno fatto la loro esperienza di vacanza, e una parte molto importante si sofferma sul tema della degustazione dell'esperienza enogastronomica che è stata giudicata e recensita dai turisti in modo molto positivo. La parte sui servizi si parla appunto del fatto che c'è una grande capacità di cordialità e professionalità da parte del personale, quindi il tema della capacità del personale di essere accogliente e cordiale è sicuramente giudicato in modo positivo. E poi anche qui torna il tema delle recensioni sui prodotti tipici, sulla esperienza dell'utilizzo di servizi che hanno fatto degustare i loro prodotti tipici, che è estremamente positivo. Quindi queste informazioni, vedete, vi fanno un po' capire che poi alla fine la concentrazione dei turisti magari non è sulla propria diretta esperienza di vacanza quanto sulle cose che li hanno sorpresi positivamente. Quindi sicuramente l'immagine legata all'enogastronomia è forte, le cose forte nel senso che i turisti ne parlano in modo molto positivo, e poi anche sul fatto che evidentemente la destinazione che hanno trovato è una destinazione molto ben tenuta, che ha una serie di considerazioni anche di opportunità di esperienze emozionali positive. E questi sono tutti dati molto interessanti e positivi su cui bisogna tenere in considerazione, perché vuol dire che allora la destinazione delle Dolomiti Friulane è sicuramente una destinazione positiva ed è una destinazione che può appunto
portare a diventare il prodotto turistico sempre più forte anche il tema dell'enogastronomia. Questi sono un po', diciamo, i primi risultati da sentire. Poi nei prossimi appuntamenti, nel futuro eccetera, daremo anche dei dettagli di più su alcune altre informazioni, magari legate anche ad altre destinazioni, oppure magari concentrandosi di più su questo. Però sicuramente, come vedete, le parti verdi, perché sono quelle positive, sono tutte preponderanti rispetto a quelle negative. I triangoli gialli che sono sopra alle varie torte sono invece giudizi neutri, perché uno può pure semplicemente dire ho fatto questo senza esprimere nessun giudizio, quindi in qualche modo il verde sovrapponenza il rosso, e questo è un dato che dobbiamo appunto dare come soddisfazione a chi sta lavorando in questa destinazione. Grazie. Ringrazio ancora la dottoressa Coccia e passerei adesso la parola alla dottoressa Patrizia Andolfatto, direttore Aries, Camera di Commercio della Venezia Giulia per la destinazione di Grado. Prego. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, intanto saluto la dottoressa Schneider e la dottoressa Coccia, dottor Bertero, i colleghi della Camera di Commercio di Udine e Pordenone e delle sue aziende. Io spiegherò brevemente perché abbiamo deciso di focalizzarci un po' su Grado, sia per quanto riguarda le prossime analisi che faremo, sia anche per quanto riguarda gli interventi che andremo a fare come Camera della Venezia Giulia anche su questo progetto. E devo far partire le slide. Paolo, solo un momento. Eccoci qua. Eccoci qua. Allora, perché abbiamo deciso di puntare un po' su Grado? Allora, come Camera della Venezia Giulia stiamo cercando di mettere un po' in rete tutte le destinazioni turistiche del territorio che hanno tutte la loro peculiarità, anche se vengono un po' identificate, diciamo, come un prodotto turistico unico. Intanto Grado è la destinazione principale turistica della Venezia Giulia e contava nel 2019 1,4 milioni di presenze, quindi parliamo del periodo pre-Covid. Quest'anno Grado festeggia i 130 anni di turismo balneare con importanti eventi molto particolari, molto di nicchia, da mostre a eventi di vario tipo. Diciamo che Grado ha capito negli anni l'importanza del turismo balneare, ha capito l'importanza di mantenere da una parte la sua identità, diciamo, classica, matura e strutturata, offrendo però ovviamente al contempo agli operatori, ai consorzi, agli enti, ai turisti dei prodotti e dei servizi innovativi, digitali, social. Dall'altra parte però sta cercando di posizionarsi anche su nuovi prodotti turistici che devono ovviamente integrare quelli classici e portare anche, se vogliamo, a una destagionalizzazione del turismo. Ecco, è su questi, diciamo, due asset che vogliamo svolgere l'analisi, sia per capire quali servizi innovativi e quali prodotti mettere in campo, sia anche per definire poi quali sono i nostri competitor, competitor sia nell'area adriatica che in Italia, e da lì poi tarare meglio i nostri interventi. Vediamo quali sono percorsi di diversificazione della destinazione. Allora, Grado non può sicuramente competere con destinazioni come Rimini o come Bibione, perché non ha i numeri. Ha però un turismo su cui punta, che è il turismo un po' d'élite, il turismo di nicchia. Pensiamo che la maggior parte dei turisti di Grado vengono dall'area Austria-Germania, hanno un potere di spesa anche abbastanza significativo, e quindi si cerca di creare dei prodotti che siano un po' diversi rispetto al classico beach and sun che offrono invece le altre località in Italia più grosse. E quindi il turismo termale è già noto, è già abbastanza conosciuto. Il turismo naturalistico
pensiamo alla laguna, ma anche a siti limitrofi, quali l'isola dell'Ancona, per esempio, che offrono anche un'offerta di iturismo, pescaturismo. Agganciato al turismo naturalistico c'è il cicloturismo. Grado è il punto di arrivo, il punto di partenza della ciclovia Alpe Adria. Pensiamo all'offerta culturale, è vicino ad Aquileia, che è un sito UNESCO, è un'importante destinazione religiosa, pensiamo all'isola di Barbana. Quindi sono tutti percorsi che possono essere sviluppati e sulla base di questi creati dei pacchetti ad hoc. Ci sono però altri due elementi importanti che volevo portare all'attenzione della dottoressa Coccia, di chi ci sta ascoltando, delle imprese e degli altri enti che lavorano sul territorio, perché riteniamo come Camera di Commercio che siano importanti per lo sviluppo futuro del turismo a grado, e sono sostanzialmente la valorizzazione del patrimonio agricolo alimentare della pesca. Noi stiamo lavorando su altri progetti a questi due elementi. Per esempio sul patrimonio agricolo abbiamo un progetto Mare Chiaris che prevede l'attuazione di una strategia finanziata dal piano rurale e che vede 70 partner e 10 amministrazioni comunali con grado capofila, che mira proprio a valorizzare a grado nei ristoranti e negli hotel il prodotto agricolo di prossimità. Se pensiamo, l'Interland di Grado non è fatto da altre località costiere, ma da piccole comunità rurali che hanno dei prodotti molto interessanti che a grado possono essere valorizzati appunto in queste strutture ricettive. E poi può anche venire valorizzato la costruzione di percorsi che vanno proprio nell'Interland, nell'ottica di quello che chiamiamo il turismo slow. Un'altra, per esempio, attività che deve venire valorizzata all'interno dei pacchetti turistici è quella legata alla pesca. Grado era un paesino di pescatori, era molto incentrato sulla pesca. L'attività di pesca è tuttora importante e noi l'abbiamo valorizzata come gruppo di azione costiera, finanziando con i soldi europei, con i contributi del FEAMP, del Fondo Europeo per la Pesca, il museo della pesca, che adesso è di prossima apertura. Quindi un prodotto turistico che punta a far conoscere come era Grado in passato, su che cosa ha basato la sua economia per molti anni, con percorsi guidati nei luoghi di pesca, in quelle che erano le dimore dei pescatori, il museo della pesca, e anche con eventi che portano i prodotti della pesca a seconda delle stagioni. Ecco, questi sono due aspetti su cui anche vorremmo un po' approfondire con dei dati che ovviamente vorremmo mettere a disposizione delle aziende e su cui vorremmo sensibilizzare anche gli imprenditori affinché capiscano l'importanza di creare delle condizioni e degli elementi per i turisti nuovi rispetto al passato. Questa è l'ultima slide che parla della sentiment analysis. Come potete vedere, la percentuale di percezione con positività è molto elevata, 95,2%, e ci sono valutazioni positive su prodotti tipici all'83,9%, esperienza gastronomica 87,2%, naturalistica 82,2% e servizi di commercializzazione 81,3%. Partiamo quindi da una percezione di Grado. Vabbè, Grado è conosciuta, non ho portato dati particolari anche perché insomma sono abbastanza noti, e partiamo da un punto molto alto di
percezione e quindi ci sono tutti gli elementi per andare avanti e creare quello che Grado vuole, ovvero essere una destinazione particolare, avere un turismo particolare di elite, un turismo di un certo livello e svilupparsi, ecco, in questo senso. Noi vorremmo, Flavia, se vuoi aggiungere qualcosa sulla sentiment analysis, vorremmo appunto approfondire questi elementi e dare agli imprenditori dei dati e un supporto per creare dei nuovi pacchetti turistici, una nuova offerta turistica. Grazie Patrizia. Allora, intanto volevo dire una cosa, che questi dati che la dottoressa Andolfato ha raccontato provengono da un'analisi che viene appunto legata appunto alla piattaforma che abbiamo realizzato su Mappero in cui siamo riusciti ad avere una serie di informazioni importanti riguardo alla strutturazione dell'offerta, la presenza degli attrattori, la presenza anche di varie variabili legate alla domanda, eccetera, e legate soprattutto appunto alla parte del sentiment. Ora, cosa esce fuori dai dati che diceva la dottoressa Andolfato? Allora, uno, che Grado è una destinazione balneare sicuramente che sta crescendo e che ha un suo posizionamento artista balneare meno forte magari di altre destinazioni della costa adriatica, ma che comunque diciamo consolidato. E dall'altra però dice anche che Grado ha delle opportunità di posizionamento diverso rispetto alla classica tradizione destinazione balneare che esiste sulla parte adriatica. Facevo prima l'esempio di Adria, di tutta quella parte della costiera adriatica, che ha una sua rappresentazione anche fisica, no? di come sono fatti gli alberghi, come sono fatte le spiagge, che sono esattamente molto, scusate, tra un po'. E dall'altra ha delle opportunità di sviluppo di prodotti turistici molto interessanti che potrebbero posizionare Grado con una logica non legata semplicemente al turismo estivo balneare, ma con un turismo di tutto l'anno, dove si possono proporre prodotti turistici differenti che possono essere attrattivi per turisti che vogliono fare altre esperienze, da quella culturale a quella gastronomica, a quella legata anche alla parte sportiva, cicloturismo, eccetera. Noi abbiamo visto negli ultimi anni quanto è stata la crescita esponenziale dei turisti che hanno voluto fare vacanze in bicicletta o con la bicicletta. In bicicletta, quelli che prendono la bicicletta e fanno proprio il tour in bicicletta, quelli che invece vanno in vacanza e poi fanno escursioni in bicicletta. Ecco, questa è un'altra parte importante, è il punto di arrivo di una ciclovia come quella appunto che si è realizzata. Peraltro so che Grado sta anche lavorando con postazioni specifiche sull'affitto biciclette, sull'e-bike e tutto il resto, che sono tutte cose di tendenze estremamente innovative che rispondono alle esigenze dei nuovi mercati. Ora, nuovi mercati significa però organizzare meglio l'offerta. Abbiamo visto prima la sentiment era positiva, anche se c'erano dei giudizi un po' sulla fruibilità, sulla raggiungibilità che non erano proprio molto molto positivi e che bisogna tenere presente perché possono essere delle indicazioni utili a chi deve fare poi sviluppo della governance del territorio per migliorare le proprie performance. Sicuramente la destinazione Grado è una destinazione che può posizionarsi in modo diverso. Il sistema che noi abbiamo di lettura dei dati, delle informazioni ci permetterà di posizionare Grado anche rispetto ad altre destinazioni balneari, a capire dove ha le sue diciamo carenze maggiori e quindi dove deve lavorare per migliorarsi e raggiungere un posizionamento più competitivo da questo punto di vista, specie non sul prodotto turistico tradizionale che sicuramente è maturo e quindi ha già una sua configurazione forte, ma su altri prodotti turistici che potrebbero appunto sviluppare meglio il sistema economico della destinazione. Ecco, queste sono un po' le indicazioni che escono fuori dai dati che ci ha raccontato la dottoressa Andolfato e anche dal fatto che effettivamente in Friuli Venezia Giulia esistono una serie di potenzialità turistiche molto forti, molto interessanti per i mercati, sia quelli tradizionali che vengono appunto dal mercato germanico, Austria e Germania, ma anche dai mercati che possono essere Stati Uniti, anche i nuovi mercati che stanno ricominciando a ritornare in Italia. Abbiamo visto che ci sono delle crescite del mercato, per esempio statunitense, che sta riscegliendo l'Italia come meta destinazioni turistiche, grazie anche, voglio dire, a questa nuova grande attrattiva che ha l'Italia rispetto a questo mercato lontano, ma anche grazie al fatto che comunque l'Italia viene riconosciuta come un paese amico e tutto il resto. Ora, Friuli Venezia Giulia ha
opportunità da questo punto di vista, ha diciamo un sistema di offerta che, se ben consolidato, potrebbe attirare nuovi mercati, e ritengo molto importante anche i temi legati all'agroalimentare, che è appunto nell'Interland della zona di Grado, e il tema della pesca, che sono due temi di solito poco sfruttati da questo punto di vista. Il tema agroalimentare, abbiamo visto, la percezione gastronomica è positiva, ma lì bisogna fare una grande alleanza, anche quello, tra gli operatori dell'agroalimentare e gli operatori del turismo, per fare in modo che queste eccellenze gastronomiche ci sono anche nell'Interland, anche di prodotti fatti, diciamo prodotti nella parte agricola intorno alla destinazione Grado, che possano essere riconoscibili come valore da parte dei turisti e come valore da parte delle imprese. Ecco, la ricerca del prodotto a chilometro zero, sostenibile, di eccellenza, è una cosa che ha a che fare con la ricerca che i turisti fanno quando vengono, specialmente in Italia, a fare le loro esperienze di vacanza. Quindi abbiamo visto che era una percezione positiva. C'è un'offerta di eccellenze di prodotti agroalimentari importanti intorno a Grado. Poi ci sono un'importante presenza del turismo, del prodotto ittico, che è legato a Grado dal punto di vista storico, tradizionale, ma anche con la logica di capire che, per esempio, il pescato, il recupero della tradizione gastronomica legata al pescato, anche al pescato povero, che può essere il pesce azzurro e così via, che sono tipiche del mercato del mare Adriatico, sono dei temi importanti perché danno valore a quell'esperienza turistica, perché le persone cercano, quando vengono qua nel nostro paese, che cercano in un luogo che sanno che è di mare, cioè legare per esempio un pescato, che è un pescato magari non ricco, non è la classica orata e spigola che si richiede sempre al ristorante, ma è magari un pescato su ricette di un certo tipo, che magari provengono da antiche tradizioni rivisitate, riviste e riproposte, vuol dire anche cambiare e modificare il mercato e dare anche ricchezza al mercato della pesca, dell'ittico, che sicuramente è un mercato che sta anche in sofferenza con questo, col Covid e così via, perché c'è stato un problema di logistica, un problema anche di pescato che deve essere fresco. C'è un problema legato alla sostenibilità, legato al tema della plastica, del pesce che non è sicuro, del pesce che magari viene dall'allevamento. Ecco, riscoprire questi temi per rilanciare, per esempio, le attività ittiche in un'area che è così tradizionalmente evocata, dove appunto c'è appunto anche un museo, significa per esempio ricreare un valore per quei turisti che vengono a fare quell'esperienza turistica appunto a Grado o nel mare dell'offerta del Friuli Venezia Giulia. Ecco, questi sono temi importanti perché sono nicchie, certo, parlava prima Bruno, parliamo di nicchie, ma tante nicchie fanno tanto mercato, quindi è importante partire da queste nicchie per poi sviluppare quelle opportunità di mercato per tutto il sistema economico del turismo. Nelle due destinazioni abbiamo visto, Grado e Dolomiti friulane, ma anche in tutta la regione. Grazie. Bene, ringrazio la dottoressa Andolfatto per il suo contributo sulla destinazione di Grado e i commenti della dottoressa Coccia, ovviamente. E volevo solo verificare se c'è nella chat qualche domanda. Non ci sono domande in chat, grazie. Domande? Chiedo al dottor Bertero se ha ancora qualcosa da aggiungere, se vuole... Vediamo se... Non so se riuscite a sentirmi perché sono in una zona coperta da poco segnale, che è uno dei temi sui quali combattiamo per lo sviluppo turistico delle nostre destinazioni. Ringrazio soprattutto per gli stimoli che sono venuti in tema sia di Dolomiti Friulani che di Grado, che sono due destinazioni sulle quali Promoturismo FUG pone molta attenzione, e soprattutto le sollecitazioni della dottoressa Coccia, Flavia, per quanto riguarda il tema legato al comparto enogastronomico, che è una predominante fortissima in Regione Friuli Venezia Giulia, e un grande privilegio della nostra regione il fatto di avere questa unica gestione del comparto enogastronomico finalizzato alla promozione turistica. Questo è sicuramente uno stimolo molto alto, e soprattutto in Grado il tema del mercato ittico, della gestione delle esperienze legate a attività ad esempio di piscaturismo, sono uno dei prodotti sui quali sicuramente riusciremo a fare un focus per il prossimo futuro. Però ringrazio molto, perché questa lettura, che conferma anche un po' le tendenze che noi con le piccole attività di intelligence svolgiamo direttamente, dà conferma al lavoro che soprattutto gli operatori nell'arco di questi anni hanno intrapreso.
Bene, ringrazio anche il dottor Bertero. Se non ci sono domande, a questo punto Lorena mi confermi che non ci sono. Sì, ti confermo. Confermi, ecco, se non ci sono domande, io a questo punto ringrazio tutti i partecipanti e per tutti questi spunti di interesse che appunto andremo a sviluppare nel report numero 2. Sarà un lavoro impegnativo, ma sicuramente che ci troverà coinvolti e interessante sviluppare in entrambe le aree le destinazioni. Ringrazio i collaboratori di Udine, Pordenone e Trieste sia per la collaborazione sin d'ora data e anche per il lavoro che andremo a fare nei prossimi mesi. Ringrazio tutti i relatori e tutti i presenti e non mi resta che darvi un arrivederci a settembre. Buona giornata a tutti. Grazie. Arrivederci a tutti. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Ciao. Buona. Ciao, arrivederci.